Auto con 3 ragazzi a bordo esce di strada e si schianta ad Arcade, è morto un 22enne, Davide Corazzin, sequestrata l'auto guidata dall'amico, ora indagato per omicidio stradale, sotto accusa c'è l'alta velocità. La morte del 27enne di Gorgo al Monticano che ha perso la vita scontrandosi con la moto contro un trattore, appassionato di motori, lavorava anche come meccanico, il ricordo del parroco motociclista. Giornata tragica sulle autostrade venete in A4 tra Latisana e Portogruaro, morta una coppia di anziani triestini, l'auto ha sfondato un cantiere stradale schiantandosi contro un furgone. Accusate di sfruttamento della prostituzione 4 maîtresse cinesi destinatarie di un avviso di arresto, novità introdotta dalla cosiddetta mini riforma della giustizia, il meretricio Aspresiano. Ieri la lunga giornata di Treviso per l'addio a Giancarlo Gentilini, trasmesso in diretta da Antenna 3 dalla Camera Ardente alla partenza del feretro dalla chiesa, è stato un bagno di folla. La vela si chiude all'improvviso, 55enne romano precipita con il parapendio contro uno spuntone di roccia sul monte Toc a Soverzene. Il caso del convento di clausura di San Giacomo di Veglia nel Vittoriese, dove 5 suore se ne sono andate per le eccessive pressioni, la struttura è stata commissariata. Castelfranco, trovati i resti archeologici di un villaggio databile tra IV e VII secolo d.C., scoperto nel cantiere della nuova radioterapia dello Iov. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con la tragedia che si è consumata nella notte ad Arcade, con la polizia stradale che sta indagando sulla dinamica che ha provocato l'incidente costato la vita al 22enne Davide Corazzin, sequestrata l'auto guidata dall'amico poco più che ventenne. Sotto accusa c'è l'alta velocità, l'ipotesi è quella di omicidio stradale in attesa dei test ematici per capire se c'era o meno alcol. A parlare ai nostri microfoni è il primo soccorritore residente proprio in via Roma ad Arcade, Moreno Calesso. Partiamo da qui. 2 ragazzi sono usciti con le loro gambe un po' insanguinati, e invece dopo mi sono accorto che c'era un altro nel passeggero che non si muoveva più. Ho provato a toccarlo e se magari riuscivo a parlare qualcosa, invece non rispondeva e neanche non respirava più. Non riuscivo a vedere neanche la testa perché era un po' inclinato. È una scena agghiacciante quella che racconta Moreno Calesso, il residente che per primo ha portato soccorso ai 3 ragazzi della Fiat Punto carambolate in via Roma nella notte, una traiettoria mortale che non ha lasciato scampo a Davide Corazzin, 22 anni appena, residente poco distante. Sono le 23:30, l'auto guidata dall'amico ventenne, che ne è anche il proprietario, procede da Arcade in direzione Visnadello di Spresiano quando esce dalla sede stradale, travolgendo prima la segnaletica, poi sbattendo contro un primo muretto, da lì il volo con la Punto che piomba su un palo della luce, letteralmente sradicato da terra. Un botto forte, e quando che ho aperto la cosa, ho aperto il poggiolo davanti, ho visto tutto e sono corso a passo, ma ormai tutto era successo. I ragazzi erano disperati perché forse si sono resi conto della situazione e purtroppo per quello posteriore non c'è stato niente da fare. Sono attimi concitati. In via Roma arrivano gli operatori del SUEM 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale. Per consentire le operazioni di recupero e i rilievi, la strada viene chiusa. Davide era seduto sui sedili posteriori. Sembra appurato che non avesse allacciato le cinture di sicurezza, cinture che invece potrebbero aver salvato la vita ai 2 amici, al guidatore e all'altro giovane che si trovava al lato passeggero, un 24enne, anche lui del posto. Ora il mezzo è sotto sequestro, si indaga inevitabilmente per omicidio stradale, acquisiti anche i test ematici sul guidatore. Si deve capire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se fosse alterato, se avesse assunto alcol prima di mettersi alla guida. Quello che è certo è che Davide era salito da pochi minuti in auto con i 2 amici per quella che doveva essere soltanto una serata di svago. È stato brutto perché la disperazione dei genitori. Disperazione e silenzio. Papà Diego e mamma Sabina sono chiusi nel loro dolore in questa casa alle porte di Arcade, una famiglia conosciuta e ben voluta. Davide era l'unico figlio, attoniti anche conoscenti e vicini. L'ho visto piccolo, ma dopo l'ho visto tempo fa, diciamo, ho detto Madonna quanto è cresciuta, un po' dura da
questo fatto insomma che ci dispiace anche. E sul posto della tragedia già ieri notte è accorso anche il sindaco di Arcade Domenico Presti, che ha abbracciato il padre della vittima e ha anche parlato con i giovani amici di Davide. A terra c'era il corpo di Davide e papà era qui ed è stato uno strazio che non auguro a nessuno, anche perché anch'io ho figli. E credo che nessun padre vorrebbe vivere un momento del genere. Io per primo non vorrei, quindi posso solo immaginare il dolore comunque che non è solo della famiglia, ma è il dolore della comunità che si stringe attorno a loro. Ha trascorso buona parte della notte quindi a Roma il sindaco di Arcade Domenico Presti, che all'indomani della tragedia non smette di pensare a quel ragazzo visto crescere e a un'intera famiglia spezzata. Con Diego siamo stati questa notte, siamo abbracciati, abbiamo pianto insieme perché comunque era qui, insomma, praticamente io quando sono arrivato ho trovato qui, poi la mamma di Davide è andata in ospedale perché si è sentita poco bene. Davide Corazzin, 22 anni, lavorava alla Volpato di Spresiano e a livello locale era molto noto per aver militato in numerose squadre di calcio, il Giavera, il Nervesa, lo stesso Arcade, ma Presti rivolge anche un pensiero agli altri due giovani arcadesi rimasti feriti lievemente. Nel loro caso le conseguenze non sono solo fisiche. I due ragazzi stamattina ho saputo comunque che uno è stato dimesso e l'altro è sotto shock, che era l'autista. Sotto accusa l'alta velocità, nessun segno di frenata sull'asfalto oppure una distrazione in attesa dei risultati dei test del sangue, e questo su una strada già teatro anche recentemente di incidenti letali. Un paio d'anni, tre morti praticamente qui da Arcade, i controlli ce ne sono ma non abbastanza. Questa è una strada dove si corre fondamentalmente. Sì, parecchio. L'altro giorno sulla curva là in fondo sono usciti di strada, ha fatto un macello. Lo stesso Presti nella notte si è confrontato con i giovani amici di Davide, accorsi sul posto. Con loro ha parlato da padre e da sindaco. E ho detto loro che spero di non dover piangere più nessuno di loro, che quando si guida la macchina bisogna avere un po' di testa e che se magari qualcuno di loro beve non deve guidare la macchina, ma uno di loro non deve bere, soprattutto con le questioni della velocità, che quando siamo giovani pensiamo di essere mortali, che qualsiasi cosa ci è permessa. In realtà non è così, ragazzi. Perdo una parte della mia famiglia, che è della mia comunità, e piango insieme con la famiglia questo dolore che spero comunque, che ripeto e ribadisco, che non accada più. Si svolgerà sabato prossimo, il 3 maggio alle 10, nella chiesa di Fietta di Paderno, di Pieve del Grappa, il funerale di Giacomo Bologna, il ragazzo di 20 anni, residente a Possagno, morto dopo giorni di agonia a seguito di un incidente stradale mentre rincasava in sella la sua moto. Giacomo era stato elitrasportato in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso, dove si è spento lunedì. E si sono tenuti oggi alle 16 nella chiesa parrocchiale di Caonada i funerali di Marco Canonico, scomparso tragicamente a soli 34 anni, lo ricorderete, nella serata di sabato lungo la strada regionale Feltrina. Marco era originario di Montebelluna, ma da qualche anno dopo il suo ritorno in Italia era residente nella vicina Povegliano. Il 34enne lascia il papà Paolo, la mamma Sara, la sorella Silvia, il nipote Filippo e la fidanzata Diletta. Sarai sempre nel cuore di chi ti ama, il toccante messaggio scelto dalla famiglia. Oggi dunque l'addio anche a Marco Canonico. Il dolore di un'altra comunità per la scomparsa a 27 anni di Andrea Buosi, il dolore di Gorgo al Monticano. Il giovane ha perso la vita ieri pomeriggio scontrandosi a bordo della sua moto contro un trattore. Parla anche il parroco motociclista di Gorgo al Monticano.
Accanto ai segni dei rilievi dell'incidente effettuati dalle forze dell'ordine, ai lati dell'asfalto rimangono ancora alcuni frammenti della moto in sella alla quale ha perso la vita Andrea Buosi. La sua vita si è interrotta drammaticamente a 27 anni in questo angolo di via Roma, un lungo rettilineo che attraversa per la maggior parte campi coltivati o incolti di Navolè, una frazione di Gorgo al Monticano. Lo scontro con un trattore non gli ha lasciato scampo. Lavorando in auto-officina, Andrea stava trasformando in un lavoro la sua passione per i motori. L'incidente è avvenuto proprio mentre provava la moto di un conoscente che aveva appena riparato. Il paese è in lutto. A poco più di 1 chilometro in linea d'aria c'è la chiesa. Don Angelo Arman è anche lui appassionato di moto, conosce il padre di Andrea ed è tra coloro che gli sono accanto. Anche ieri mi ha accennato qualcosa sulla moto, ma poi non stai lì in questo momento, non hai bisogno di trovare altri discorsi. Sei troppo preso dalla situazione creata che stanno vivendo, passando in questo momento soprattutto, perché non è facile. La data del funerale non è ancora stata fissata. Anche Don Angelo ha percorso tante volte in moto il tratto di strada in cui Andrea ha perso la vita. Più in generale, da esperto motociclista, ha girato parecchio, attraversando anche i confini nazionali. Oggi il suo dolore e il dolore della comunità è fortissimo. Non ci sono parole. C'è solo la stretta dell'amicizia, la vicinanza, il sentirsi vicini in questo momento, perché non puoi spiegarlo. Dopo noi, da parte della fede, trovi forse la forza migliore per guardare più in là, però manifestare la nostra vicinanza, la nostra amicizia, anche una semplice stretta di mano, l'esserci vale più di tante parole. Il 55enne di Quinto di Treviso, conducente del furgone contro il quale si è schiantato il 32enne Vedad Osivcic lo scorso 27 aprile lungo la Treviso Mare, è stato iscritto nel registro degli indagati. Il PM ha aperto come di prassi un procedimento penale per il reato di omicidio stradale. Il 55enne aveva girato a sinistra contravvenendo all'obbligo di svolta a destra e travolgendo la vittima che viaggiava regolarmente sulla sua corsia in sella alla moto del fratello. È stata anche disposta l'autopsia sulla salma del ragazzo per confermare che il decesso sia avvenuto in seguito ai gravissimi politraumi riportati nell'incidente. Solo dopo l'autopsia l'autorità giudiziaria darà il nulla osta alla sepoltura. Così dunque gli sviluppi relativi all'incidente sul Treviso Mare. E sarà una perizia collegiale con più professionisti a stabilire cosa abbia provocato il decesso di Adelia Bonaventura, l'80enne di Silea, che secondo i familiari avrebbe attraversato una vera e propria odissea dopo un'iniezione a livello lombare per ridurre una sciatalgia fino alla morte avvenuta il 13 aprile. Nel pomeriggio è stata effettuata l'autopsia da Alberto Furlanetto, non sarebbero emersi riscontri evidenti. Dovranno essere analizzate accuratamente tutte le cartelle cliniche dell'anziana, comprese quelle redatte nell'immediatezza del fatto. Sul caso è stato aperto un fascicolo di inchiesta che vede indagato un medico reumatologo di 67 anni, attualmente in pensione. L'80enne è morta 15 mesi dopo un'infiltrazione lombare praticatale da un medico appunto reumatologo. La famiglia ha presentato un esposto in procura. Accusate di sfruttamento della prostituzione tra Marca e Veneziano, 4 maîtresse cinesi sono state destinatarie di un avviso di arresto. Si tratta di una novità assoluta in campo legale e giudiziario introdotta dalla cosiddetta mini riforma della giustizia. Segna un precedente per la giustizia locale la vicenda delle 4 maîtresse accusate di aver gestito e favorito un giro di prostituzione dai grandi numeri tra Spresiano e Campagna Lupia, tra Marca e provincia di Venezia. Le donne, tutte cinesi di età compresa tra i 47 e i 55 anni, sono state destinatarie di un avviso di arresto, misura introdotta dalla mini riforma voluta dal ministro della giustizia Carlo Nordio ed entrata in vigore nei mesi scorsi. D'ora in poi, anche se il sistema è in corso di implementazione, per sottoporre a misura cautelare un indagato per reati non violenti è diventato obbligatorio convocarlo per un interrogatorio preventivo davanti a un collegio giudicante, in modo da consentirgli di difendersi. Per i detrattori un modo in più anche per darsi alla macchia. In attesa degli esiti resta un giro vasto di meretricio, con ragazze per lo più connazionali delle indagate costrette a prostituirsi a ogni ora del giorno e della notte in appartamenti con vetri oscurati. Le tariffe
variavano tra i 20 e i 70 euro, di cui metà le stesse maîtresse ora avvisate. Un andirivieni che non era passato inosservato né in piazza Mauro Sordi a Spresiano né in piazza Giovanni Amendola a Campagna Lupia. Per il sindaco trevigiano il problema sta a monte. Ed è lo sfruttamento quello che va a creare, ecco, la situazione di reato. In realtà se si cominciasse a regolamentare il tutto e effettivamente a far pagare le tasse e a cercare appunto di rendere lecita la professione, io credo che si eliminerebbe molto di quello che è lo sfruttamento e soprattutto si creerebbe equità anche dal punto di vista fiscale. Caporalato, mancanza di sicurezza ai lavoratori in nero. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, in un laboratorio erano state realizzate, pensate, 3 stanze abusive, di cui 2 adibite a dormitorio. Blitz in 4 ditte straniere del settore manufatturiero con sedi a Treviso, Istrana, Preganziolo e Silea da parte della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ARPAF, Spisal e Ispettorato del Lavoro. Scoperte diverse violazioni, scarsa sicurezza, lavoro in nero, caporalato. In 2 dei 4 laboratori sono state accertate condizioni di assoluto degrado e pericolo con l'impiego di 3 lavoratori in nero, di cui 2 clandestini, nonché violazioni delle norme in materia urbanistica, irregolarità così gravi che hanno indotto i finanzieri del gruppo di Treviso a sequestrare d'urgenza i 2 immobili. Gli amministratori delle 4 imprese di nazionalità straniera che operavano sulla base di commesse ricevute da imprese locali sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Treviso a vario titolo per violazione delle norme volte a prevenire gli incendi e gli infortuni sul luogo di lavoro, esecuzione di opere edili abusive, impiego di manodopera clandestina. In un laboratorio tessile erano state realizzate 3 stanze abusive, di cui 2 adibite a dormitorio, dove riposavano alcuni dei dipendenti tra un turno di lavoro e l'altro, motivo per cui il datore di lavoro è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di caporalato. Spostiamoci a Castelfranco Veneto, dove cede un albero secolare e danneggia un'auto, commercianti allarmati dal boato. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Ci racconta tutto Luisa Bertini. Ho sentito un gran fruscio di rami e una grossa botta, niente di più. È caduto sopra una macchina e sono uscito, fortunatamente non c'era nessuno. C'è stato un rumore anomalo, quindi sì, siamo un po' tutti spaventati, sono tutti accorsi qui per dare una mano. I vigili del fuoco sono stati velocissimi, hanno sistemato nel giro di poco. Un forte boato e lo schianto dell'albero secolare è quanto hanno sentito i negozianti nelle vicinanze del parcheggio che si affaccia su via Romanina a Castelfranco. Un improvviso cedimento della soffora japonica per motivi da verificare. Il gigante verde che non ha coinvolto nessuna persona. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. È caduto un albero in un'area privata ad uso pubblico e quindi non abbiamo competenza, non abbiamo responsabilità dirette su quel tipo di area. Stiamo facendo degli approfondimenti, chiamiamole delle indagini fra virgolette, in modo da capire quali sono state le cause di questo schianto, perché tecnicamente si chiama così, ed eventuali responsabilità. E a Villorba la polizia locale ha individuato il responsabile dell'abbandono lungo una strada secondaria di 4 metri cubi di rifiuti, denunciato per questo un imprenditore. Pezzi di cartongesso, calcinacci, ma anche barattoli usati di vernice, materiale probabilmente derivante da attività di manutenzione edile. Complessivamente 4 metri cubi di rifiuti abbandonati circa un mese fa a lato di via Pola a Villorba. La presenza della discarica è stata immediatamente segnalata alla polizia locale, che ha iniziato le indagini per risalire ai responsabili, prima di tutto analizzando il materiale recuperato. In primis abbiamo raccolto tutte le immagini delle videosorveglianza attorno alla zona, ma soprattutto anche dai comuni limitrofi. Infatti l'abbandono ha preso un giro un po' più vasto del nostro territorio per poi arrivare ai responsabili che comunque risiedono in zona. Si tratta di un piccolo imprenditore locale, titolare di un'impresa edile, denunciato per abbandono illecito di rifiuti. È stato convocato nei pressi degli uffici della Polizia Municipale, dove si è reso disponibile a pagare lo smaltimento.
È stato un lavoro di indagine articolato e complesso che ci ha portato a toccare diversi comuni del Trevigiano, ha spiegato Barbara Ciambotti, comandante del corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana. Nella lotta agli ecovandali diventa sempre più fondamentale la collaborazione della cittadinanza. Se vedete qualcuno che abbandona, dateci una mano, noi stiamo mettendo in atto tutte le possibili azioni per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Ieri la lunga giornata dell'addio a Giancarlo Gentilini, un addio che ha coinvolto l'intera città di Treviso e non solo, dalla Camera Ardente fino alla partenza del feretro, da San Nicolò dove si è svolto il funerale, un bagno di folla, ma ripercorriamo quei momenti con il servizio di Lina Paronetto. Ha avuto il funerale che si meritava. E io voglio ringraziare tutto il suo popolo, perché lui chiamava il suo popolo, di tutto l'affetto che gli ha dimostrato. Hai sentito tutto l'abbraccio della città? Tutto l'abbraccio della città, una roba meravigliosa veramente. Me lo sarei aspettato, ma una roba così oceanica proprio no. Le parole di Maria, moglie di Giancarlo Gentilini, dalla casa funeraria di Santa Bona, hanno chiuso idealmente la lunga giornata dell'addio, commosso e partecipato allo sceriffo Giancarlo Gentilini, sindaco della città e da ora sindaco per sempre, per usare le parole con cui l'ha salutato in cattedrale a San Nicolò Mario Conte. La Camera Ardente a Cassugana, il lento commiato dei suoi cittadini, il corteo funebre con il feretro che ha toccato alcuni dei luoghi più frequentati da Gentilini, i 5 minuti di rintocchi dalla torre civica, infine la messa, i canti alpini e la partenza verso Santa Bona per la cremazione con un lento simbolico passaggio sul put, uno dei suoi principali interventi. Questa è l'urna che lui un giorno è passato in ufficio, ha detto: quella mia è ancora a farla, e mica ho risposto: guarda che tu hai a casa fusa, perché la montagna e l'Aquila fa parte del tuo. E lui ha detto: ma sì, ma a sapere certe robe non serve parlare. Sai che questa forse va venduta, ma un'altra adesso Sorea. Ma questa è quella che ho visto io. Le testimonianze di affetto di volti noti e meno noti hanno riempito la giornata di significato. Ognuno di queste persone presenti ha un ricordo dentro e questo ricordo l'ha portato fin qua. Quindi secondo me è una testimonianza ancora più certa che il babbo ha fatto qualcosa di bene per la città. Cosa direbbe tuo papà di fronte a tutta questa gente? Direbbe: ma cosa sia tutto sto casino qua? No, a parte gli scherzi, direbbe che è un trionfo di felicità, la serenità, ed è una gioia immensa. Io in questo momento sto tremando, il cuore che scoppia, ma sono tutte emozioni che fanno costruire una persona. Cosa vuoi dire oggi tu invece a tuo papà? Vecchio, lo so che ci sei, perché io lo chiamavo sempre vecchio e lui diceva: sì, non sta a preoccuparti, ci sono. Un riconoscimento annuale agli agenti della polizia locale che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno da intitolare alla memoria dell'ex comandante Andrea Gallo, scomparso poco più di un mese fa. L'iniziativa lanciata da Fratelli d'Italia Treviso è formalizzata con una mozione presentata dai capigruppo di maggioranza in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia, Lega e Lista Mario Conte Sindaco. La proposta è stata discussa e approvata nel Consiglio Comunale di ieri sera. È stata prevista l'istituzione del premio a partire dal 2026, una targa, una pergamena verranno conferite ogni anno il 20 gennaio in occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Nel frattempo, in memoria del comandante Gallo, è già stata intitolata la sala riservata alle donne in difficoltà all'interno del comando della polizia locale di Treviso in via Castello d'Amore. Voltiamo decisamente pagina, la politica, le elezioni regionali, tutti nel partito siamo a disposizione, puntare sul nome interno alla coalizione è un percorso già intrapreso, così la Dema Vanessa Camani davanti alla presa di posizione dell'ex sindaco di Padova Flavio Zannonato, che la vorrebbe candidata presidente per il centrosinistra.
È un ragionamento che fila, anzi di più, un percorso già intrapreso, secondo la capogruppo del Partito Democratico in Regione, Vanessa Camani, quello contenuto nel post sui social con il quale l'ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato, indicando proprio lei come candidato ideale alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra, afferma che quel che serve non sono nomi in qualche modo popolari per incassare un sostegno istantaneo ma non durevole, ma puntare su chi sta lavorando per costruire una prospettiva. Il centro-sinistra è una grande responsabilità. Zanonato dice il mio nome, ma in realtà secondo me indica un metodo che a me sembra che sia quello che come centro-sinistra stiamo provando a perseguire. Un'alleanza larga, lo dice più volte Zanonato, fondamentale la tenuta della coalizione, che è un inedito per il centro-sinistra della regione del Veneto. Camani ringrazia e non si tira indietro, serve una scelta consapevole e compiuta all'interno della coalizione. Io non sono una fan delle primarie, penso che la politica possa trovare una sintesi attraverso altri strumenti, i tempi sono anche stretti perché anch'io come Marcato vorrei votare presto, troveremo meccanismi per scegliere il candidato migliore. Io faccio un altro mestiere, faccio il capogruppo al meglio delle mie possibilità. Vabbè, però è pronta a cambiare mestiere, allora è molto distante, No, io diciamo, sono il pronta mestiere a del candidato presidente. se il mio partito lo vorrà, il Consiglio regionale. E come tutti i componenti della coalizione, immagino siamo a disposizione. Ma per fare il candidato, siamo molto concentrati. La candidata presidente eventualmente. Io sono molto concentrata nella mia attività in Consiglio regionale. Sul nome di Camani punterebbe anche l'avversario Roberto Marcato, dice in studio con lei al Ring. Ma non si sorprende che la spingano in pochi. In politica ai bravi, aggiunge Marcato, succede proprio questo. Sull'altro fronte, in diretta a Focus, il capogruppo leghista Alberto Villanova torna a ribadire che se nel centrodestra non si troverà la quadra, la Lega è pronta a correre da sola alle prossime regionali, con 3, addirittura 4 liste. Lega, lista Zaia, lista degli amministratori e lista delle categorie economiche. Abbiamo degli alleati che continuano ad attaccarci praticamente ogni giorno. Anche qui devo riconoscere che Tosi è un leader dell'opposizione veramente in gamba, nell'ultimo anno si è dimostrato veramente un leader. So che il PD sta cercando un candidato a governatore, magari può trovarlo vicino a noi. Noi non dobbiamo aver paura, noi abbiamo rispetto di tutti, ma paura di nessuno. E allora dobbiamo prepararci a qualsiasi scenario, perché se arriviamo a una situazione come questa che stiamo vedendo, di fronte a quello che per noi è la linea del Piave e sarà sempre la linea del Piave, ci troveremo a un punto dove dovremo fare anche le nostre scelte. Ma il clima non è teso soltanto nella politica regionale, pure in convento, proprio così. Sono 5 suore di clausura che hanno abbandonato il loro convento a San Giacomo di Veglia, siamo nel Vittoriese, per una situazione di gravi vicissitudini nel monastero che hanno spiegato le ha costrette a riparare in un altro luogo tenuto segreto. Una delle suore, la più giovane, ha raccontato di tensioni insopportabili all'interno del convento dopo l'arrivo di una commissione religiosa ispettiva che ha portato all'allontanamento della madre badessa. Per non mettere in allarme nessuno, le 5 suore hanno avvisato del loro allontanamento a loro volta i carabinieri. La struttura è stata per questo commissariata. Lo ha reso noto la diocesi di Vittorio Veneto che, pur non entrando nel merito della vicenda, informa delle decisioni assunte dal Dicastero sulle situazioni di criticità riscontrate nella vita di comunità. Testuali parole da parte della diocesi di Vittorio Veneto, un caso che sta montando questo ora dopo ora. Siamo pronti a raccontarvi tanto altro, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta la pagina economica. Confartigianato Treviso ha il suo nuovo presidente. È un po' la nostra caratteristica di piccoli imprenditori, noi cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno e quindi, malgrado tutte le problematiche burocratiche e chi più ne ha più ne metta, voglio dire, lavoro adesso ce n'è. Cercare di risolvere i problemi del bicchiere mezzo vuoto, coscienti e rafforzati dal fatto che c'è anche un bicchiere mezzo pieno. La nomina di Armando Sartori alla presidenza di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana inizia con questa premessa e con in mente la lezione impartita da questi anni travagliati. In quasi tutti i comparti, anche dell'artigianato, non siamo soli, ma parte di un villaggio globale. Un po' di anni fa avrei detto che a noi non ce ne fregava più di tanto di quello che succedeva in giro per il mondo. E invece oggi
è lampante a tutti che quello che succede in Cina o in America ha una ricaduta vorrei dire quasi immediata nel mondo anche della piccola impresa. Le guerre e le tensioni internazionali, lo spettro dei dazi americani, il rallentamento dell'economia tedesca. Ma i problemi non mancano anche sul fronte interno, tra pressione fiscale, costo dell'energia, peso della burocrazia e calo demografico, c'è l'imbarazzo della scelta. C'è la partita legata ad esempio alla scuola, cosa di cui si parla molto poco, ma noi abbiamo bisogno di manodopera, ma abbiamo bisogno di manodopera specializzata. Nella Marca sono attive quasi 22.000 imprese artigiane che garantiscono occupazione ad oltre 60.000 lavoratori, 10.400 nella meccanica, 15.600 nell'edilizia, 5.300 nell'alimentare, oltre 4.000 sia nella moda che nel benessere. E io non so dove noi troviamo sempre questa forza di vedere appunto il bicchiere mezzo pieno, di darsi da fare, eccetera. Io vedo che tutti si stanno impegnando. Sarebbe giusto avere maggiori soddisfazioni e magari con minore impegno, ma siamo bestie rare, noi non molliamo mai. Veniamo ai temi della salute. Il 19% dei trevigiani over 65 è caduto negli ultimi 12 mesi. Si tratta di circa 40.000 persone. Di questi circa il 20%, 1 su 5 ha riportato fratture e circa 1 su 3 ha dovuto ricorrere a cure mediche. Di fronte a questi numeri, l'ULSS 2 Marca Trevigiana ha prodotto 10 video informativi dedicati proprio agli anziani per prevenire le cadute in casa, una delle principali cause di infortunio che può comportare anche serie conseguenze per la qualità della vita dei pensionati. I video sono stati realizzati dai servizi promozione della salute dell'ULSS 2 e dell'ULSS 1, pillole visibili del sito dell'ULSS 2 che contengono consigli e accorgimenti come alzarsi correttamente dal letto, spostarsi tra le mura domestiche in modo sicuro, attrezzare il bagno affinché non crei problemi. 1° maggio dedicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, uniti per un lavoro sicuro. Questo è lo slogan scelto da CGIL CISL-UIL per celebrare la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. A Treviso l'appuntamento è alle 10 in piazzetta Aldo Moro. Nel 2024 nella Marca Trevigiana, a proposito di sicurezza, sono stati denunciati 12.923 infortuni sul lavoro, oltre 600 in più rispetto all'anno precedente, 14 gli incidenti mortali. I sindacati ribadiscono con forza che la tutela della salute, della vita e della dignità di ogni lavoratrice e lavoratore deve essere una priorità assoluta ogni giorno. Alle imprese CGIL, CISL e UIL chiedono il pieno rispetto dei diritti contrattuali, della salute e della sicurezza, insieme a un impegno concreto per garantire lavoro di qualità attraverso contratti adeguati, formazione mirata e una rinnovata assunzione di responsabilità. E appunto un happening per Mattia Battistetti, il 23enne di Montebelluna, morto il 29 aprile del 2021 mentre lavorava in un cantiere edile. C'è stato ieri sera a Montebelluna. In città è stato il giorno di Mattia, lo vedete nelle immagini, e questo appunto a 4 anni di distanza dalla sua tragica scomparsa in un cantiere di via Magellano. In piazza Monet, nelle vicinanze della panchina bianca che lo ricorda, si sono alternati anche tanti artisti. Accanto all'attore Luca Zanetti c'erano Gigi Miracle, Grazia Lanaia Teatro Danza, Giorgio Battistella, Ciacco Escete, Giuliano Tonin, Stefania Iaia Music School, Sandro Buzzati, Jessica Bonsembiante, i burattini di Daniela Castiglione. Un modo per ricordare anche le tante troppe vittime sul lavoro che ancora si contano in Italia e nel Veneto. Poco fa vi abbiamo dato i dati della Marca Trevigiana, vi ricordo soltanto nel 2024 14 gli incidenti mortali. Sullo sfondo poi c'è il processo in tribunale a Treviso per la morte proprio di Mattia Battistetti. Soltanto lunedì c'è stata una nuova udienza. Voltiamo nuovamente pagina e ritorniamo a Castelfranco Veneto per una eccezionale scoperta archeologica. Una finestra su un periodo poco noto della storia della città di Castelfranco, bagliori di luce che illuminano la conoscenza dei secoli oscuri che vedono la dissoluzione dell'impero romano e la discesa in Italia delle prime orde barbariche. Si tratta di una scoperta emersa dagli scavi archeologici condotti nell'area destinata ad ospitare l'edificio per la radioterapia presso la sede dell'Istituto Oncologico Veneto. Evidenze che parlano di un villaggio databile tra la fine del IV e il VII secolo d.C. Tra i reperti più significativi
oltre a residui di focolari, ceramica grezza e alcune sepolture ad inumazione. C'è sia una moneta attribuita all'imperatore Costantino che un anello che per tipologia è inquadrabile alla fine del IV secolo d.C. che ci ha fatto balzare sulla sedia, perché abbiamo capito che ci trovavamo di fronte a un contesto di epoca tarda, insomma, di cui qui non c'è praticamente nulla, e quindi abbiamo capito anche insieme a tutto il resto che man mano emergeva, insieme alle sepolture, che si doveva prestare una particolare attenzione proprio per la rarità e la fragilità di questo patrimonio. Passato che c'è del posto a strutture all'avanguardia, servizi sanitari a beneficio di migliaia di pazienti ogni anno. È un passaggio di interessi pubblici, questo, culturali e sanitari, che si sono trovati ad interessi contrapposti da una parte e convergenti da un'altra, perché gli interessi di pubblico dominio, sia culturali che sanitari, credo, a mio modo di pensare, che interessino alle genti, e quindi ben venga anche questo tipo di lavoro che qualche volta, insomma, quando viene spiegato giustifica se alcuni lavori durano un po' di tempo in più. Nonostante il breve rallentamento per consentire gli scavi, il cronoprogramma per la consegna della nuova radioterapia allo IOV manterrà la data del 2025. L'impegno di spesa totale supera i 30 milioni di euro. Entro la fine dell'anno saremo in grado di inserire tutte le attrezzature che abbiamo messo in campo per poi partire con le attività assistenziali. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano la tragedia sul Monte Toc. Attorno alle 12:30 un pilota di parapendio ha chiesto soccorso perché un suo compagno di volo era precipitato e non lo si vedeva più muoversi. Mentre l'uomo atterrava al campo sportivo di Soverzene, l'elicottero del SU-M118 di Pieve di Cadore decollava e sul posto veniva inviata una squadra del soccorso alpino di Longarone. Il dramma era avvenuto durante il rientro di 5 parapendii verso il Pordenonese. Dopo un giro in area Dolada, la vela di un 55enne romano si è chiusa all'improvviso, facendolo precipitare addosso a uno spuntone di roccia da dove è ruzzolato verso valle a quota 1480 metri. Non senza difficoltà la squadra di soccorritori su un terreno ripido e franoso, raccolta e chiusa la vela, ha imbarellato la salma, poi recuperata con il vericello e trasportata al campo sportivo. Così dunque a Soverzene. Sempre per la cronaca, la Polizia di Stato di Belluno, al termine di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia, ha denunciato un 25enne romano che avrebbe adescato online una studentessa minorenne disabile. L'attività investigativa è iniziata in marzo dopo la segnalazione dei genitori della minore che avevano denunciato che la figlia era stata contattata su una piattaforma social da uno sconosciuto che, dopo essere entrato in confidenza, le aveva chiesto foto e video intimi. La Polizia Postale ha esaminato il profilo social dell'adescatore per poi eseguire una perquisizione a suo carico, arrivando al rinvenimento e sequestro di più smartphone utilizzati per compiere il reato di adescamento e raccogliendo evidenze digitali a carico dell'indagato anche in merito ad altri reati, quali la detenzione e la produzione di materiale pedopornografico. La politica, fuoco di fila contro la giunta De Pellegrin nell'emiciclo di Palazzo Rosso, dove si sono approvati rendiconto e una corposa variazione al previsionale. Le bordate più pesanti sono arrivate da Forza Italia che siede convintamente in maggioranza. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Si è aperta con un minuto di silenzio per commemorare la figura e gli insegnamenti di Papa Francesco, ma i principi di pace evocati dal defunto Santo Padre sono di là da venire nell'emiciclo di Palazzo Rosso, dove per la prima volta in maniera palese dai gruppi di maggioranza Forza Italia Misto e Patto per Belluno è arrivata la richiesta ufficiale di rimpasto. È una richiesta che nasce da mesi e mesi, forse prima delle feste di Natale, si è sempre trascinata. Credo che adesso, parlando tra di noi, insomma, siamo arrivati che sicuramente, a mio modo di vedere, un rimpasto di giunta ci sarà. Ci aspettiamo entro il prossimo Consiglio sicuramente questo famoso rimpasto, come promesso. Vogliamo dare una scossa e ci siamo espressi in maniera, credo, inequivocabile nel corso di questo Consiglio Comunale. Vogliamo che ci sia più impegno da parte dell'amministrazione, vogliamo che venga speso tutto quello che abbiamo chiesto ai cittadini. Per fare questo abbiamo la condivisione anche del nostro segretario regionale, che ho sentito frequentemente in questo periodo.
conferma che possiamo proseguire per questa linea. Insomma, la crepa in maggioranza deve essere sanata, non c'è tempo da perdere per i 5 consiglieri che chiedono la rimodulazione della Giunta. Via FR, via RF, perché non ci sia confusione, ha detto Francesco Lagrua, e quelle iniziali hanno lasciato spazio a poca immaginazione. L'aut-out al sindaco arriva ancora una volta da chi rivendica l'appartenenza alla coalizione di centrodestra e desidera portare avanti un programma votato e condiviso. Certo, a sentire le bordate rivolte in aula contro il rendiconto 2024 che presenta un avanzo libero di quasi 4 milioni e 400 mila euro e la corposa variazione di bilancio passati a maggioranza, c'è da rabbrividire. Non abbiamo usato i soldi e non li spendiamo perché o abbiamo sbagliato le previsioni o non abbiamo fatto quello che abbiamo promesso, ha stigmatizzato ancora Lagrua. Di tutt'altro tenore le considerazioni del sindaco De Pellegrin sul bilancio che ha definito previdente e prudente, frutto del rigore dell'azione amministrativa. Attenzione sul sociale, sulle manutenzioni, alla revisione delle scale mobili e alla copertura del deficit dell'Unione Montana. Ancora all'illuminazione pubblica che grazie all'accordo con Edison consentirà la sostituzione di oltre 5.000 punti luce con lampade a LED. Sto facendo qualcosa per la città, sto cercando di dare visibilità a una città che ha sempre avuto problemi di interloquire magari anche con gli altri enti. Noi siamo convinti che questa sia la strada giusta. Io mi sto dando da fare, io e tutta la mia giunta, la nostra giunta ci stiamo dando da fare per arrivare a questi obiettivi. È chiaro che non è facile. Messa giubilare interforze oggi in Duomo a Belluno, celebrata dal vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, presenti comandanti e ufficiali, prefetto, questore, uomini e donne delle forze armate, autorità civili e rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arme. Questo dà un luogo di riconciliazione e di pace, qual è il Duomo di Belluno. C'è stato chiaramente il saluto del Vescovo e di tutti gli amministratori diocesani in un momento in cui proprio a loro è affidato lo svolgimento di tutto quanto fa parte degli attuali momenti così significativi della vita ecclesiale e nazionale, così dunque in Duomo a Belluno. La pista da bob di Cortina, torniamo a parlare della pista da bob di Cortina che è simbolo delle Olimpiadi del prossimo anno, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma è anche simbolo di polemiche. Fabio Fioravanzi. Il 2026 sembra lontano, ma è domani e la macchina organizzativa per le Olimpiadi invernali è sempre in movimento. Il prefetto di Belluno, per fare il punto sugli impianti, ha convocato attorno a un tavolo questore, Regione Veneto, Provincia di Belluno e Forze dell'Ordine. A tavolo olimpico per parlare di quelle che saranno le ripercussioni nelle settimane di gara rispetto agli impianti di Cortina. Ogni problema deve trovare una soluzione, quindi direi che non c'è niente di facile, niente di complicato. Penso che sedersi a un tavolo possa trovare la quadra rispetto a tutte quelle che sono le problematiche e le esigenze dei vari operatori e delle varie persone coinvolte, perché ovviamente gli interessi sono completamente diversi. Visto il tema, erano presenti i rappresentanti di tutti gli impianti di risalita cortinesi. Lo scopo è quello di trovare una quadra che metta tutti d'accordo su obiettivi condivisi. Ovviamente lo scopo è quello di cercare di fare squadra, di avere una visione condivisa insieme al Comune di Cortina, Regione, Provincia e Fondazione Milano Cortina per arrivare preparati all'evento olimpico e soprattutto senza avere squilibri né economici né strutturali per quanto riguarda gli impiantisti e tutti quelli che lavorano con le piste da sci. Un'ultima panoramica su quello che è successo in Veneto nelle scorse ore, una giornata tragica segnata da tanto troppo sangue sulle strade. Vi abbiamo riferito in apertura del nostro telegiornale della tragedia avvenuta ieri sera in via Roma a Roncade, dove è morto un 22enne, ma tanti incidenti si sono registrati anche in autostrada. Questa mattina tra La Tisana e Portogruaro una coppia di giovani, di anziani triestini che appunto è andata a schiantarsi contro un cantiere, mentre queste immagini, le immagini che vi sto mostrando, sono relative a un altro incidente che si è registrato nel pomeriggio in A13 all'altezza di Costa di Rovigo. Tra due mezzi pesanti c'è stato un morto, però altri incidenti mi vengono segnalati in questo momento proprio lungo le autostrade del Veneto, soprattutto
soprattutto in zona Padova, quindi una giornata molto difficile. Per il momento però è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.